Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi incontriamo un uomo di cultura attraverso lo sguardo di una pittrice giovanissima e dotata di straordinario talento. È il ritratto di Paolo Morigia, realizzato da Fede Galizia. Paolo Morigia apparteneva ai Gesuiti, conosciuto anche come Chierici Apostolici di San Gerolamo, e ne ricoprì la carica di generale. Eppure, osservando il dipinto, ci accorgiamo che Fede Galizia non insiste principalmente sulla sua autorità religiosa. Morigia viene presentato soprattutto come uno storico, uno scrittore e un uomo dedito allo studio. Il religioso siede davanti a un foglio e viene colto mentre scrive. Non appare in una posa distante o puramente cerimoniale, sembra immerso nel proprio lavoro intellettuale. Nella mano sinistra tiene un paio di occhiali. È un dettaglio piccolo, ma fondamentale. Gli occhiali rimandano alla lettura, allo studio e all'attività erudita, diventando quasi il simbolo dell'identità culturale del personaggio. Il ritratto colpisce innanzitutto per la sua capacità di restituire una presenza reale. Lo stesso Paolo Morigia rimase profondamente soddisfatto dell'opera e affermò che il dipinto somigliava al naturale tanto perfettamente che non si sarebbe potuto desiderare di più. È un elogio particolarmente significativo. Non proviene soltanto da un osservatore o da un critico, ma dalla persona ritratta, che riconosce nell'immagine il proprio volto e la propria identità. La critica colloca oggi l'esecuzione dell'opera tra il 1592 e il 1595. Fede Galizia era nata intorno al 1578. Se questa datazione è corretta, avrebbe quindi realizzato il dipinto quando era ancora giovanissima, forse tra i 14 e i 17 anni. Un dato sorprendente, soprattutto considerando la sicurezza con cui riesce a costruire il volto, le mani e gli oggetti che circondano Morigia. Sul margine superiore della tela compare anche un'iscrizione. Non sembra però attendibile per stabilire la data del dipinto. Sarebbe stata aggiunta soltanto molto più tardi, quando l'opera entrò nella collezione dell'Ambrosiana. Questo passaggio avvenne dopo la soppressione dell'Ordine dei Gesuiti, nel 1668. 2 anni più tardi, nel 1670, il ritratto venne donato alla Pinacoteca da Tommaso Buzzi. Anche il foglio sul quale Morigia sta scrivendo merita attenzione. Sulla carta compaiono alcuni versi di Borgogni, riferiti proprio al ritratto e alle capacità artistiche di Fede Galizia. Il dipinto contiene quindi al proprio interno un commento sull'opera stessa e sul talento della sua autrice. È quasi un dialogo tra pittura e scrittura. Morigia, uomo di lettere, viene raffigurato mentre scrive. Sul foglio le parole celebrano la pittrice che lo sta ritraendo. Fede Galizia mostra inoltre una straordinaria precisione nella resa degli oggetti. La cura con cui dipinge gli occhiali, la carta e ogni particolare della scena non è soltanto decorativa. Questi elementi contribuiscono a raccontare la personalità e l'attività del protagonista. La stessa attenzione naturalistica si ritrova nelle nature morte per le quali l'artista è conosciuta. Anche qui però gli oggetti non vivono isolati, diventano strumenti attraverso i quali comprendere la persona. Prima di allontanarci, osserviamo ancora gli occhiali nella mano di Morigia. Potrebbero sembrare un dettaglio secondario, ma racchiudono il senso dell'intero ritratto. Fede Galizia non ci mostra soltanto un religioso autorevole, ci presenta un uomo che legge, studia, scrive e costruisce la propria identità attraverso la conoscenza. E lo fa con una precisione tale che più di 4 secoli dopo Paolo Morigia sembra ancora seduto davanti a noi. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio vi ha incuriosito, non perdetevi gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricordate, queste opere non vivono solo nei racconti. Vi invito a visitare la Pinacoteca e ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.